Grave lutto nel mondo del giornalismo agrigentino, è venuto a mancare il collega Vittorio Alfieri, nato a Roma nel 1947, un collega ma anche un amico. Aveva iniziato la sua attività giornalistica alla fine degli anni 60 e inizi 70, occupandosi in particolare di cronaca nera e di sport, per interessarsi progressivamente anche del mondo della scuola. Vittorio era iscritto all'albo fin dall'aprile del 72, ha collaborato con diverse testate, tra cui il Giornale di Sicilia, l'Amico del Popolo, Radio Concordia e anche spesso con la nostra emittente, segnalandoci le urgenze e dandoci spunti interessanti per la creazione di servizi televisivi. Vittorio è anche dipendente dell'ente provincia, assunto presso l'ufficio stampa, fino al suo pensionamento avvenuto nel marzo del 2014. Nel corso del suo impegno alla provincia ha curato diversi aspetti della rivista Agrigento Nuova Ipotesi, edita dallo stesso ente. È stato iscritto per anni al sindacato dei giornalisti del GUS, gruppo uffici stampa, e lottò per la difesa del contratto giornalistico che gli è stato riconosciuto dalla Corte di Appello. Era amante dei viaggi, noto la sua passione per il camper e per lo scautismo. Lascia la moglie Maria e il figlio Riccardo, cui vanno le condoglianze della redazione di TVA.